Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Anche oggi siamo pronti a sfogliare i quotidiani nazionali prima, nella seconda parte quelli regionali, per leggere e approfondire le notizie delle ultime ore. Tutto il racconto dei quotidiani nazionali oggi è incentrato sulla questione Iran, tutto quello che sta succedendo, migliaia di morti, decine di migliaia di arrestati, quindi insomma una polveriera in qualche modo che rischia insomma di causare e di avere strascichi nella politica internazionale. Insomma, qualcuno ipotizza anche che potrebbe aprirsi un altro fronte, un altro conflitto internazionale. E poi le questioni che riguardano Crans-Montana, è stato arrestato Jacques Moretti, il titolare insieme alla moglie dei locali, in particolare del locale Le Constellations, che ha causato, dove sono morti insomma tanti giovani, una quarantina di giovani e un centinaio di feriti nella notte di Capodanno. È ancora il racconto che arriva poi dalla cronaca, tanti racconti di cronaca che insomma i giornali mettono in evidenza. Partiamo dal Corriere della Sera. E appunto leggiamo sulla foto in prima pagina: orrore in Iran, centinaia i morti, Trump e Ayatollah, scambio di minacce. La notizia insomma, che ovviamente dicevo prima ritroviamo su tutti i quotidiani. Eccola qua, i cecchini, i corpi ammassati negli ospedali. Insomma, sta succedendo davvero una catastrofe umanitaria proprio all'interno dello Stato dell'Iran, quindi insomma la raccontiamo adesso anche dalle altre pagine. Vedete, Iran, esecuzioni di massa, la denuncia dell'ONG, 500 morti accertati, altri quotidiani parlano di 2000 morti, corpi ammassati per strada negli ospedali, Trump contro il regime, valuta l'intervento militare. Teheran minaccia, se gli Stati Uniti attaccano risponderemo, e ovviamente il messaggio è rivolto al vicino Israele. Poi dicevamo sicurezza, pestaggi a Roma e scontro sulla sicurezza nazionale. Ieri è stato aggredito un funzionario vicino alla stazione Termini, preso a pugni, insomma, ad essere ricoverato. Sono stati rintracciati 8 migranti, autori, vedete, 8 stranieri, autori in branco di questo massacro. Però si riaccendono ovviamente i riflettori sulla sicurezza, che diventa tema anche politico. Poi Crans-Montana di spalla, recuperati i video shock del locale, le testimonianze dei sopravvissuti alla strage di Capodanno in Svizzera aggravano la posizione di Jacques Moretti e Jessica Mari. Recuperati appunto i video che i coniugi titolari del pub caricavano sui social e che qualcuno ha tentato invano di cancellare. Confermano come le bottiglie di champagne pirotecniche fossero utilizzate da tempo alle feste al Constellation. Una di queste ha causato, come sappiamo, l'incendio, è stato l'innesco dell'incendio dei pannelli fonoassorbenti e poi insomma di tutto il locale. Andiamo a vedere la stampa. L'Iran minaccia Stati Uniti e Israele, Teheran pronti a colpire se attaccati domani a Washington, vertice con Rubio e Hegseth. Allora andiamo a vedere e ritorniamo sul Corriere della Sera, perché andiamo a vedere insomma dalle pagine interne tutto il racconto diciamo di questa storia dell'Iran, che insomma i quotidiani approfondiscono. Eccolo qua, questa è la prima pagina. Scorrendo appunto troviamo il racconto: file di sacchi neri, i morti sono centinaia, ci uccidono tutti. Queste sono le testimonianze, video orribili da ogni parte dell'Iran. Le proteste continuano nonostante la violenza e il regime, ospedali al collasso. E poi insomma Pasdaran, vedete l'analisi, milizie e servizi segreti, la spietata macchina della repressione di Teheran, apparati in concorrenza e sovrapposti, hanno sempre avuto successo, almeno fino ad ora. Quindi questo è insomma quello che sta succedendo. Vedete le foto delle proteste. Restano molti dubbi sull'intervento, raid o guerra ibrida, le opzioni di Stati Uniti e Israele. Teheran minaccia, noi risponderemo. Ci sono stati ovviamente dei precedenti dall'onda verde diciamo fino al del 2009 fino al 2011 fino al 2022, l'ultima diciamo rivoluzione che poi diciamo è stata sedata. Adesso insomma nuovi
ecco, vedete, la donna, ecco, parlavamo proprio di questa donna, vita, libertà, la polizia morale che arrestò Amini, Masha Amini, perché portava male il velo, da lì poi scoppiò una rivoluzione diciamo etica, fino a quella di oggi in piazza contro il carovita, le sollevazioni popolari, moti popolari, insomma, che hanno portato appunto a questa situazione di oggi. Scorrendo ancora il giornale, vediamo che insomma, eccoli qua, le operazioni di ritorno che divide i manifestanti, perché insomma si vuole sostituire il regime, in qualche modo entrano in campo i mediatori, però insomma i legami e i timori dei legami con queste potenze straniere non convincono, e quindi la situazione diciamo, rischia di scoppiare ancora. C'è preoccupazione internazionale, come vedete lo continuiamo a raccontare, addirittura tra il racconto dei giornali stampati in serata, in nottata, e l'attualità, insomma addirittura le cose sono in evoluzione. Ritorniamo invece sulle prime pagine dei quotidiani, usciamo dalle pagine del Corriere della Sera e andiamo sulle altre prime pagine, le prime pagine dei giornali di oggi. Andiamo a vedere, eccoli qua: Il Messaggero, Iran, massacro nelle strade. Il regime spara sui manifestanti, oltre 2000 morti e migliaia di arresti. Trump studia un possibile attacco militare, ma poi altre notizie appunto riguardano la sicurezza. Grave funzione del Mimit, puntato e pestato dal branco. Il Messaggero Quotidiano di Roma insomma la evidenzia bene questa vicenda: l'aggressione ripresa dalle telecamere vicino a Termini, fermati 4 stranieri, ma erano almeno 6, quindi si riaccende la questione sicurezza. E poi il Faro sui legami tra i Moretti e il Comune, l'inchiesta Moretti pronta a chiarire se abbiano goduto di corsie preferenziali. Addirittura spunta una Maserati comprata con i fondi del Covid. Nei racconti si dice che questo locale non era controllato dal 2020, quindi dal 2021, quindi da più di 6 anni. Usciamo ancora dal Messaggero e vediamo il titolo del Resto del Carlino, quindi del gruppo quotidiano nazionale, Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno: arresti, morte e terrore, l'Iran brucia. Vedete, tutti aprono ovviamente con l'Iran in rivolta, le milizie negli ospedali, centinaia di corpi nei sacchi neri, questo ha colpito moltissimo. E poi una repressione disumana, questo è quello che dicono le organizzazioni non governative, gli Stati Uniti che in qualche modo cercano di intervenire, dice fermatevi oppure dovremmo intervenire per forza noi, il regime, pronti a rispondere anche contro Israele. Al centro pagina troviamo le lezioni di Muti ai detenuti e la musica si fa speranza. Il maestro Riccardo Muti nel carcere Opera ha messo insieme un'orchestra appunto di detenuti, lo troviamo ben evidenziato nella prima pagina del quotidiano, del gruppo Quotidiano Nazionale. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici con il Giornale, la strage degli innocenti, però il quotidiano, si chiama, ricordo, vicino al centrodestra, si concentra invece su un'inchiesta che aveva sollevato proprio il Giornale, le chat di cui era venuto in possesso proprio il Giornale, pubblicate nei giorni scorsi, e quindi la bufera su queste chat delle toghe, cioè chat di magistrati che parlavano tra di loro e appunto parlavano e evidenziavano in qualche modo, come dice il Ministro della Giustizia, ha un potere parapolitico. Il Fronte del No teme il dibattito in TV, qui stiamo parlando del referendum sulla giustizia. Il Ministro dice sono assetati di ruoli questi magistrati, quindi il Ministro si ritrova contro alcune toghe, ovviamente quelle contrarie alla riforma della giustizia. Andiamo a vedere sullo stesso tenore il Quotidiano Libero: sul referendum c'è un affare, fanno i soldi con il no, il comitato antiriforma lancia la petizione per andare al voto, cosa che avverrà, dice comunque, e intanto incassa €1 per ogni firma. Questo è il Libero. Andiamo a vedere invece La Verità e Il Tempo, che aprono con la sicurezza e incubo Termini. Nella capitale il pericolo corre accanto ai binari della stazione, doppia aggressione, un 57enne accerchiato e colpito alla testa, poi le botte a un rider di 23 anni, sono stati fermati 4 magrebini, e questo vedete è il racconto
diciamo della violenza metropolitana e il tema della sicurezza, stessa apertura della Verità, bande di clandestini scatenati, paura e pestaggi in mezza Italia. A Termini shock, in poche ore massacrati di botte un funzionario del Mimit e un rider, presa un'orda di stranieri, un tunisino con precedenti, un egiziano appena espulso in vano e molti altri irregolari, ma ormai è la norma, quindi insomma qui si apre un dibattito anche politico sul tema della sicurezza, dicevo, che riguarda proprio questa paura nelle grandi città ormai in tutta Italia. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano invece, che ritorna sui temi della giustizia. Il sì recluta il Colle, respinto. Nordio mani libere ai governi. Cangini, Forza Italia annuncia il sì di Mattarella, ma il Quirinale smentisce, quindi sul referendum insomma si ritorna e si riprende in causa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Andiamo con l'ultimo quotidiano prima di chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa, il quotidiano Domani, Iran, massacro dei manifestanti, gli ayatollah minacciano Trump, e poi il racconto appunto di questa rivolta in Iran e della repressione che in questo momento sta facendo migliaia di vittime. Ci fermiamo adesso, una piccola pausa, e poi ritorneremo con i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta con la nostra rassegna stampa di oggi. Nella seconda parte siamo pronti a sfogliare i quotidiani regionali e partiamo dalla Sicilia. La Sicilia oggi in edicola apre ovviamente con i fatti internazionali, polveriera Iran, il regime soffoca le manifestazioni nel sangue, Trump valuta un intervento, Teheran avverte, attaccheremo Israele, questo è il titolo d'apertura. A centropagina lo sport, acrobazie da primato, quindi con l'altra fotonotizia, il portiere Dini e l'attaccante Caturano, il Catania soffre ma vince per 2-0 contro la Cavese in casa e riconquista il primato, quindi acrobazie da primato. Il Catania soffre ma nel finale supera la Cavese e riaggancia in vetta il Benevento. Di spalla tante notizie che riguardano la regione. Prima questa moria di sportelli bancari in Sicilia. Banche in Sicilia meno 43% di sportelli, e i superstiti vengono presi d'assalto. L'assalto è anche riferito agli attacchi che ci sono stati nel siracusano, vedete, esplosivo per 2 colpi nel siracusano. In 16 anni invece sono state perse quasi 15.000 filiali. Poi il lavoro, la regione ha fallito il GOL della formazione. GOL è diciamo, l'iniziativa del Ministero per insomma, alimentare il mercato del lavoro, il programma che diciamo, non è mai partito e quindi diciamo, o meglio non è mai dato i risultati sperati, quindi insomma, in questo caso il titolo è ha fallito il GOL della formazione. Poi ricorrono i 3 anni dalla morte di Fratel Biagio Conte, quindi l'eredità 3 anni dopo. Uno degli uomini più amati della città di Palermo, scomparso il 12 gennaio del 2023, continua a vivere attraverso la missione Speranza e Carità. Ne abbiamo parlato molto, il suo esempio continua a ispirare il ricordo, continua a ispirare, poi c'è il ricordo attraverso le pagine del quotidiano dei familiari e degli amici e di chi lo ha conosciuto. In taglio alto troviamo invece l'Etna, tanta neve ma impianti chiusi, questa è diciamo, la prima pagina del quotidiano La Sicilia che vi raccontiamo in questo modo. Poi entriamo dentro il giornale, vediamo questa storia delle banche, perché? Che cosa succede? Ecco, vi faccio vedere questa mappa con gli sportelli nei comuni della regione, in base ai vari comuni, vedete le mappe, il blu indica la chiusura, l'azzurro aperture e chiusure, insomma ecco, guardate questa mappa, questa qua, ecco, e vedete insomma un quadro della regione frastagliato dove in qualche modo appunto in alcune zone spariscono numerosi sportelli bancari. Poi ci sono quelli che non sono serviti da alcuno sportello, è la mappa accanto. Vedete la metamorfosi delle banche nell'attacco del pezzo si sta rarefacendo la loro presenza fisica, mentre diventa sempre più preponderante quella virtuale. Questo è il segno dei tempi. Il numero degli sportelli, guardate i numeri, è sceso drasticamente dai 34.000 rotti del 2008
ai 19.655 del 2024, quindi si è quasi dimezzato, quindi una riduzione pari al 42% della rete fisica, tutto perché appunto al sud si fa più ricorso ai servizi online che diciamo allo sportello fisico, i servizi online che battono in media diciamo, tutte le altre regioni del paese, quindi in media è un ricorso a operazioni digitali più alto rispetto a tutta Italia. Che cosa è successo? Quali sono le cause? In questo approfondimento di oggi, dalle fusioni al Covid, 15 anni di grandi tagli. A proposito di banche, ieri ci sono stati anche due colpi, due agenzie superstiti, le chiama il giornale, prese d'assalto con due colpi notturni, una Palazzola Creide e una Buccheri, con un escavatore e con dell'esplosivo hanno provato a rapinare le casse del bancomat, alcuni malviventi che poi sono fuggiti. Restiamo sempre sul quotidiano La Sicilia, perché vediamo e parliamo invece di maltempo, che è un altro degli argomenti diciamo in primo piano in questi giorni, in queste ore. Sull'Etna arriva la neve, ma ancora le piste sono chiuse, quindi il focus proprio sulla montagna, diciamo sulla prima neve sul vulcano. È una neve che attira folle di giganti, nonostante insomma, impianti chiusi e servizi a singhiozzo. I gestori diciamo, degli impianti dicono per battere le piste, per battere gli impianti, cioè la neve che in questo momento è caduta, dice sì è bella, ce n'è, però dice non basta per battere gli impianti, quindi per aprire gli impianti a Piano Provenzano invece boom di frequenze e traffico in tilt. Neve anche sulle Madonie e sui Nebrodi, quindi insomma atmosfera diciamo, incantata, ovattata, insomma per chi in realtà non è tanto abituato neanche a vedere la neve, ma la neve che insomma in qualche modo diventa pericolosa. Ieri sono state soccorse due famiglie prigioniere nella tormenta sull'Etna, a bordo di alcune macchine c'erano bambini e persino un neonato. Andiamo a vedere invece le prime pagine di Catania e Palermo. Eccola qua, la Sicilia di Catania diciamo, dà ampio spazio alla ricostruzione delle ciminiere per il Cutuliscio, che è insomma, il teatro che è andato incendiato del centro congressi. Si va verso la ricostruzione dal costo di 17,5 milioni di euro, 17 milioni e mezzo, quindi la gara è in fase di progettazione, è stata pubblicata, insomma adesso ci saranno i tempi burocratici per portarla a realizzazione, a compimento. E poi soldi e avvocati per gli attivisti, cortei pro-Palestina, cena per finanziare chi è stato multato o colpito da misure cautelari. Questa è la prima pagina della Sicilia di Catania. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Palermo, l'eredità di Fratel Biagio, l'anniversario, 3 anni della morte, lo abbiamo visto nei titoli in prima pagina sul giornale, quindi la sua missione, cosa sta facendo e cosa continua a fare, e poi l'uomo prima del missionario, a cui ricordo della famiglia, non sopportava le ingiustizie. Resta sempre osservato speciale, invece lo troviamo qui di spalla, lo Zen, messo a soqquadro armi e droga tra i padiglioni, quindi operazione delle forze dell'ordine dopo i fatti di Capodanno. E poi l'emergenza freddo, c'è un piano del comune perché alcune scuole senza servizi di riscaldamento sono stati costretti a ospitare nelle classi gli alunni, costretti a loro volta a indossare i giubbotti proprio perché non c'era un adeguato servizio di riscaldamento. Questa è la Sicilia. Andiamo a vedere il giornale di Sicilia, che dedica in apertura molto spazio allo sport. Diciamo nei fatti siciliani l'apertura di spalla invece è dedicata all'Iran, che apre un altro fronte di guerra, questo l'abbiamo già visto con i quotidiani nazionali, è tutta dedicata allo sport. L'altra mezza pagina che appunto mette in evidenza il Palermo, che ha pareggiato, anzi è stato raggiunto nel finale a Mantova solo al 95esimo, quindi insomma sì, una vittoria che già i rosanero stavano assaporando. C'è Caroni illude, poi arriva la beffa nel finale e poi tutto il racconto di quello che sta succedendo in Serie A ma anche in Serie C e nel basket, dove Trapani Shark dopo diciamo, le vicende societarie va verso l'esclusione dal campionato, potrebbe arrivare oggi la decisione. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Gazzetta del Sud, eccola qua.
anche qui apertura di taglio internazionale, l'Iran, avverte Trump, si è attaccati, colpiremo Israele e le basi americane, il regime continua a reprimere, vedete qua si parla di oltre 2000 morti e arresti di massa, gli Stati Uniti valutano l'intervento, ma poi andiamo a vedere un po' le notizie che riguardano la Sicilia, le troviamo sotto, Lipari e Capodorlando, danni e progetti fermi, qui stiamo parlando dei danni del maltempo. La violenza delle mareggiate ha lasciato profonde ferite nella frazione di Acqua Calda, proprio nell'isola delle Eolie, dove si attendono opere risolutive, pensate, da 24 anni. Sono stati travolti lidi, anche a Mongiove, e Patti, abbondanti le nevicate, come abbiamo visto da altri quotidiani, sui Nebrodi. Ancora, a Messina, eccolo qua, un operaio, la cronaca, un operaio cade da un ponteggio alla stazione, fortunatamente si è ripreso e diciamo, non è in pericolo di vita, è stato dimesso, e di spalla troviamo gli approfondimenti che riguardano la legge antisismica per la Sicilia sud-orientale. A chiederlo con forza è la CGIL, e dice che la prevenzione deve essere una priorità assoluta. Poi ancora operazione verità sul porto di Tremestieri, stiamo parlando sempre di Messina, il confronto del 19 gennaio dovrà essere un punto di svolta, un capitolo della necessaria operazione verità che va compiuta fino in fondo per capire cosa è successo al porto di Tremestieri. Questo è un nodo essenziale, diciamo, di cui si parla e si dibatte tanto nella città di Messina. Prima di chiudere andiamo a vedere qualche notizia che riguarda lo sport. Abbiamo visto dai titoli delle prime pagine, insomma, andiamo a vedere gli articoli. Qui siamo sulla Sicilia e parliamo del Palermo, errori e beffa, quindi Serie B, il Mantova pareggia alla fine del recupero. Confronto sbloccato in apertura da Ceccaroni per i rosanero, che poi sono incapaci di bissare, quindi segnare il secondo gol, e al 95esimo si fanno raggiungere da un gol di Marras del Mantova, che punisce una svista di Joronen. Ma il commento della partita sta tutto qui, 1-1, bugiardo. Questa è la classifica invece della Serie B, dove il Palermo in realtà naviga ancora in alte posizioni. C'è anche un commento del tecnico Inzaghi, dice: accetto questa prestazione, ma bisogna avere maggiore cattiveria. Avremmo dovuto chiudere prima i conti, che peccato, dice il giocatore che ha segnato il gol, daremo continuità ai risultati. Quindi insomma Palermo che in ogni caso non esce sconfitto da questa giornata. Andiamo a vedere invece il Catania, tutt'altro umore in casa rossazzurra. Catania tra sofferenze e acrobazie, Cavese battuta, primato riconquistato, perché diciamo, il contestuale 0-0 del Benevento con la Casertana regala e restituisce il primo posto, seppur in concomitanza proprio con il Benevento, ai rossazzurri, che hanno battuto la Cavese per 2-0. Qui il titolo, primato riconquistato, troppi errori nel primo tempo in fase finalizzativa, qualche rischio tamponato dalla difesa. Toscano cambia modulo attaccanti, Retra Gimenez in regia, la sblocca un gol di Di Gennaro e poi il bis in acrobazia di Caturano. In questi giorni ovviamente c'è il mercato aperto in tutte le serie, quindi ci sono anche delle notizie di mercato che riguardano il Catania, che leggiamo proprio da questo articolo della Sicilia. Accordo praticamente fatto con il difensore Mirko Miceli del Monopoli, si segue ancora Giabua dell'Atalanta Under 23, e poi andranno via per le partenze Martic e Stoppa, quest'ultimo pare vicino al prestito con la San Benedettese. Quindi vedete anche Catania impegnato nel mercato che diciamo, è un mercato di riparazione, il mercato di gennaio, che però tiene vive tutte le società. Con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon inizio di settimana a tutti.